3 settimane e finirà fra 3 settimane ancora su Rai 1 insieme a Antonella Clerici, che è Standing Ovation. Sto vivendo una favola perché sto vivendo la famiglia in una maniera meravigliosa, quella che non sono mai riuscito a fare per questo lavoro, che si va sempre avanti e indietro, trascurando delle volte delle cose male. Io questa sera voglio intanto avvisare che ci sono, come avete visto, delle riprese Rai questa sera. Bene. E io sono orgoglioso di questo. E anche noi siamo orgogliosi di te! Voglio ringraziare la direzione e la produzione che è venuta fino a qui, ma in modo particolare voglio ringraziare la mia famiglia, perché non sapevo che venissero questa sera. Io sono partito da Roma, oggi sono venuto qua, convinto che loro andassero a casa, invece hanno preso il treno e sono venuti qua anche loro. E mi ha fatto una sorpresa bellissima. Vieni qua Aurora, vieni qua, vieni. Vieni Aurora. Mi saranno tantissime soddisfazioni, tutto questo è solamente per i figli. Allora Aurora, prima che so che sarai stanca perché ieri sera abbiamo vinto la puntata, è stata una serata bellissima. È dura, credetemi che è tanto dura poter esprimere le proprie emozioni su un palco così importante, come sono tutti importanti i palchi. E voglio farti i complimenti perché tu metti in tranquillità a me. Io sono sempre quello agitato, tu invece sei una macchinina da guerra. Allora, prima che tu vada a casa, o magari che vada a dormire e fare quello che vuoi. Oggi io sul treno ti avevo sentito, non oggi sul treno, ma precedentemente sul treno ti avevo sentito canticchiare una canzone che insomma fa parte di qualche anno, ma mi ha intenerito. Me ne fai un pezzettino? Certo. E poi ritorniamo al ballo. E voglio di farmi un pezzettino? Ok, allora fai quello che vuoi. Above us, only sky.
Adesso vado a pure riposare, grazie per questo regalo. Grazie di vero cuore. E grazie a tutti quanti voi che ci sostenete sempre, tutti i venerdì. Ci vediamo venerdì prossimo. Rai uno. Alle ore 21:25. Ciao, grazie. Brava! Grazie di vero cuore.